Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Mentre imperversa la polemica sul caro voli da e per la Sicilia, il Codacons costituisce un comitato per lanciare la nascita di una compagnia aerea siciliana a partecipazione pubblica e privata. Tutto nasce a seguito dell'esposto dell'associazione che ha prodotto l'apertura di un'istruttoria per valutare l'eventuale esistenza di cartello tra compagnie aeree. Pezzi di intonaco di un viadotto sono caduti sulla statale 121 Palermo-Agrigento all'altezza di Villa Abate nel Palermitano, sfiorando le auto in transito. È accaduto ieri sera. Sono stati gli stessi automobilisti a telefonare ai vigili del fuoco per allertare che calcinacci erano caduti da un'altezza di 5 metri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Un trabocco lavico si registra dall'area craterica nord sullo Stromboli. Da ieri sera gli esperti dell'INGV di Catania stanno osservando il vulcano delle Isole Eolie. Nelle ultime 24 ore l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative, mantenendosi all'interno dell'intervallo dei valori medi. Aumentano gli importi per l'assegno unico INPS erogato alle famiglie italiane a sostegno del reddito. Da febbraio prossimo scattano gli aumenti come previsto dalla legge di bilancio. Sul nostro sito newsicilia.it tutti i dettagli per vedere a chi spetta e come richiederlo. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.